TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Con un fragoroso rombo nei cieli di Venezia e le scie tricolori che hanno dipinto l'orizzonte sopra l'Arsenale, le frecce tricolori hanno dato il via alla sesta edizione del Salone Nautico di Venezia. Il taglio del nastro ha visto protagonisti il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il presidente della regione Veneto Luca Zaia, il presidente di ICE Matteo Op Zoppas e l'ammiraglio ispettore capo della Marina Militare Italiana Roberto Dattola, a suggellare il significato strategico dell'evento per l'intero comparto nautico nazionale e internazionale la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa. I dettagli dell'evento nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. In merito al futuro della chimica di Porto Marghera, a seguito della conferenza di stampa di oggi al Petrolchimico, ecco una dichiarazione del segretario generale della CISL di Venezia, Michele Zanocco. Siamo molto preoccupati per quanto riguarda il futuro di Eni Versalis a Porto Marghera. Nel 2023 era stato presentato un piano di sviluppo e investimenti che non è stato rispettato. Non possiamo pensare alla progressiva dismissione dell'area e alla chiusura totale delle attività e al disimpegno di un grande gruppo a partecipazione statale che ha usato per decenni questo territorio. Il rilancio dei 2000 ettari di Porto Marghera deve avvenire attraverso un piano industriale che deve vedere protagonista il governo italiano, le istituzioni regionali e locali. Si avvii un processo dove al centro si metta l'industria e non solo la produzione di energia con pannelli fotovoltaici e la logistica. Voltiamo pagina. Nella notte di mercoledì scorso gli agenti della Polizia di Stato di Venezia sono intervenuti a Mestre a seguito di una segnalazione al 113 per tentato furto in abitazione e hanno tratto in arresto 3 uomini di nazionalità straniera. In particolare, una donna è stata svegliata di soprassalto da alcuni rumori provenienti dalla porta d'ingresso della sua abitazione, verosimilmente riconducibile a un tentativo di effrazione. Sul posto, su un pianerottolo all'interno del condominio, gli agenti hanno individuato e fermato 3 soggetti con il volto travisato. All'esito dei controlli, gli stessi sarebbero stati trovati in possesso di oggetti atti ad offendere ed arnesi da scasso. Parliamo ora di sport con il calcio. La società del Venezia Football Club, in un comunicato ufficiale, ribadisce la propria volontà e le proprie ambizioni dichiarate a più riprese. L'esito sportivo della stagione, pur non rispecchiando le aspettative dei Venezia FC SPA e di tutti coloro che vivono con passione il progetto, non cancella quanto di buono è stato costruito finora. La società e il management continueranno nel perseguire con decisione gli obiettivi già dichiarati, ponendo fin da subito le basi per tornare nella massima serie. Potete leggere le dichiarazioni complete nel nostro sito notizieplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.